Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Operazione stamani a Vibo Valencia, 32 soggetti finiti nel mirino dei finanzieri sono indagati per associazione mafiosa, estorsione, usura e trasferimento fraudolento di valori. Diverse le province coinvolte, c'è anche Catania. E di Ait Talal Ayoub, il corpo senza vita recuperato stamani nel mare di Scoglitti. Il giovane bagnante, un tunisino di appena 17 anni, nel tardo pomeriggio di ieri si era tuffato in mare nonostante le acque agitate. Il cadavere del ragazzo è stato riconosciuto stamattina dal fratello. Incidente mortale a Scicli, siamo nel Ragusano, dove un uomo di 74 anni, Antonio Enzirillo, è deceduto in corso Umberto I. L'uomo era alla guida di uno scooter quando è entrato in collisione con un'auto. La vittima era nota nella zona per essere il titolare di un'agenzia di viaggi. Arrestati due palermitani sorpresi a bordo di un'imbarcazione di salvataggio mentre stavano rubando olio dal motore. La motonave era stata già sequestrata nel 2021 a seguito di un'indagine riguardante il traffico internazionale di sostanze stupefacenti. E in chiusura un incidente sul lavoro nel Siracusano, vittima un uomo sulla cinquantina schiacciato da una pesante lastra in cemento. L'episodio è avvenuto in una zona tra Melilli e Augusta. L'uomo ha subito un grave trauma cranico, si trova ricoverato in prognosi riservata al Cannizzaro di Catania. Ed è tutto per questa edizione, nuovi aggiornamenti sul nostro sito www.newsicilia.it, sui nostri canali social. Arrivederci e a più tardi.